Le orazioni ufficiali, la deposizione delle corone di alloro sulle lapidi commemorative e la messa a dimora di alcune piante di rosa accanto agli ulivi piantati e cresciuti nel corso di questi anni. Così anche quest'anno, l'81esimo, istituzioni, associazioni e scuole del territorio hanno fatto memoria di quel 21 gennaio del 1945, quando 29 persone furono prelevate dal campo 52 di Correglia Ligure e avviate verso la deportazione ad Auschwitz, dove tutte trovarono la morte nelle camere a gas. In questo luogo si raccoglie la cronaca di un avvenimento forse tra i più tragici del territorio, e non conoscendolo, quando abbiamo iniziato ad approcciarlo, a venire in questi luoghi dove apparentemente non c'è più niente, si dice, in realtà c'è tutto, perché la storia è custodita nei documenti, nelle carte, nelle immagini, nelle fotografie, nelle testimonianze. E questo apparato documentario ha un pregio e un difetto. Dorme per decine di anni e non ci racconta niente, si risveglia se lo studioso si avvicina e incomincia a rileggerlo. Un momento di ricordo, però un momento anche di riflessione sul presente. Ci sono tante tragedie nel mondo, però c'è di nuovo anche un grave diffondersi di antisemitismo. Sempre quando c'è antisemitismo non è un problema che riguarda soltanto gli ebrei, è un problema che riguarda la collettività, perché vuol dire che ci sono gravi problemi interni che vengono come incanalati con una forma di sfogo attraverso l'antisemitismo. Quindi è un'inquietudine che noi sentiamo di dover condividere con la società affinché ci sia l'attenzione, l'educazione ai valori fondamentali di libertà, di giustizia, e la memoria della storia serve anche per il presente. Sono orgoglioso di rappresentare Città Metropolitana, medaglia d'oro per la Resistenza e sede del Comitato Permanente della Resistenza. È stato un momento molto importante, soprattutto perché c'era la presenza di tanti ragazzi, bambine e bambine del territorio che hanno loro stessi ricordato quanto sia importante la memoria per coloro che ci hanno dato la libertà, che va ogni giorno conquistata, soprattutto in un momento come questo dove ci sono troppe guerre e troppi bambini vivono in condizioni insopportabili.